Tante le iniziative in occasione delle festività natalizie, anche quelle in vista di fine anno, organizzate dall'Associazione Dietro le Quinte con il sostegno della Regione Siciliana, Assessorato al Turismo. Natale al Centro Storico ieri sera con i Dioscuri che si sono esibiti in via San Girolamo nel loro repertorio con canti natalizi in vista anche del prossimo concerto che terranno al Palacongressi. Degustazione anche di ricotta fresca e prodotti tipici. Intanto in questi quartieri io ci sono cresciuto, la mia adolescenza l'ho fatta in via Santa Maria dei Greci, Bibirria, sono andato a scuola a Bibirria, quindi tornare in questi posti mi emoziona tantissimo. Quindi sono felice di essere qua stasera dopo 18 anni, perché 18 o 19 anni fa siamo stati qui in questa via San Girolamo. Quindi in piazza Marconi c'è stato un mapping sulla facciata della stazione centrale delle ferrovie. Sono Elisa Agnelli, è da 5 anni che faccio questo lavoro. Ciò che tu chiami spettacolo di luci, il vero nome è videomapping. Sono delle proiezioni tridimensionali che vengono fatte su delle superfici, in questo caso la stazione centrale di Agrigento. Mentre nella serata del 26, giorno di Santo Stefano, si è svolto al Teatro Pirandello Le Orme del Cuore, scritto da Stefano Laporta. Ha diretto l'orchestra con 50 elementi il maestro Emanuele Di Bella. Dopo la bellissima esperienza dello scorso anno, quest'anno ho proposto un nuovo spettacolo e ho invitato come ospiti Stefania Bruno, la sound artist famosa in Italia per i suoi disegni sulla sabbia. Tu sei misericordia, tu sei